La perfezione delle inclinazioni, e questo è il libro scritto da Angela Mancuso, presentato lo scorso sabato 25 febbraio a Palma di Montechiaro presso la Biblioteca Comunale. L'iniziativa è stata organizzata dalla locale Fidapa, dall'associazione Musa Musia, con il patrocinio del Comune Palmese. Gli interventi musicali del maestro Luigi Sferlazza, ha moderato l'incontro la presidente dell'istituzione Tomasi di Lampedusa di Palma Montechiaro, Letizia Pace. La perfezione delle inclinazioni è un libro ambientato a Licata ed è molto legato al territorio. Il protagonista mi è molto vicino perché è un docente di lettere, anche lui si chiama Marco, viene da un paesino dell'entroterra, ha un incarico annuale in una scuola di Licata e a Licata vive una rinascita perché porta un suo bagaglio di dolori, vive una sua rinascita, incontra dei personaggi più o meno strani, più o meno simpatici e il libro si muove tra storia, tra territorio, tra ironia, tra umorismo, con delle sorprese per il lettore che sicuramente per chi ha la bontà di leggerlo possono affascinare fin dalla prima pagina. In collaborazione con l'associazione Fidapa e l'altra associazione Musa Musia. Noi abbiamo accolto di buon grado e veramente con entusiasmo la presentazione di questo libro, anche perché merita, è un libro molto interessante che si parla della nostra terra, della nostra Sicilia, quindi ci ritroviamo gli ambienti, i nostri ambienti di Licata, Palma di Montechiaro, ma un po' di tutta la Sicilia, ma ci ritroviamo anche l'uomo, perché al centro del libro c'è l'uomo, l'universalità dell'uomo, quindi il protagonista sì è Marco con i suoi dolori, quindi è un viaggio nel dolore, nell'amore, che vive insomma con i propri fantasmi, ma questo viaggio anche noi si può ritrovare ognuno di noi, sicuramente che a un certo punto quindi esce il proprio io prepotente come un tornado, un io quindi che vive con il proprio passato, con i propri fantasmi, con il proprio amore, un amore dolce, un amore dolcissimo, quindi è un romanzo molto delicato, ricco, pregno, carico di sentimento. Sono molto felice, ringrazio l'autrice Angela Mancuso di aver scelto la nostra associazione per diffondere cultura e dare dei messaggi. Il libro farà parte di una serie di eventi che noi abbiamo etichettato come Festival Letterario 2021-2023 Fidapa, per cui daremo spazio a chi vorrà e in qualsiasi momento basta contattarci ai giovani autori, perché oggi come oggi tra praticamente i mass media, tra appunto la digitalizzazione, non è facile affacciarsi sul orizzonte degli scrittori con la carta, però la carta ha sempre il suo sapore e quindi noi la ringraziamo per la stima, avendoci scelto come associazione, come riferimento del territorio, e speriamo che altri seguano l'esempio dell'autrice.